Il Movimento 5 Stelle fa la voce grossa sulle politiche di gestione da parte del Consorzio Autostrade Siciliane. A rimproverare l'assenza di manutenzione delle vie di comunicazione in concomitanza con pedaggi elevati tra i più cari d'Italia sono i deputati messinesi Valentina Zaffarana e Francesco D'Uva. Inoltrata all'ARS una richiesta di intervento urgente sulle inadempienze. Diversi, sottolineano gli esponenti politici, sono i procedimenti attualmente aperti dalla Procura della Repubblica Italiana a carico del Consorzio e inerenti anche sprechi di denaro pubblico. Oltre al danno, la beffa. I cittadini siciliani, per poter usufruire delle tratte autostradali, sono tenuti al pagamento di un pedaggio tra i più cari in Italia, ma non ci si occupa nemmeno dell'ordinaria manutenzione. Una negligenza che investe le piste, come anche la segnaletica, sia orizzontale che verticale, i guardrail, gli impianti elettrici e quelli telematici di esazione. Questo quanto precisato dal deputato Zaffarana, che congiuntamente con D'Uva e Cancellieri è stato firmatario di 3 interrogazioni inoltrate sia all'ARS che alla Camera, con cui si interpella il Governo, il Ministero delle Infrastrutture e l'assessorato regionale al ramo circa le inadempienze del Consorzio. Le concessioni autostradali, afferma Francesco D'Uva, erano basate sulla logica della tariffa a remunerazione, con pedaggi che i cittadini avrebbero pagato in cambio di un servizio stradale efficiente e costantemente sottoposto a manutenzione. Ma il concordato si trova evidentemente sciolto. L'originario impegno delle società concessionarie a reinvestire parte dei profitti derivanti dal pagamento dei pedaggi in investimenti per l'ammodernamento delle tratte, infatti ad oggi non risulta rispettato. Si richiedono dunque benefici per i cittadini siciliani. Abbiamo chiesto al ministro Lupi di consentire anche ai cittadini siciliani, già costretti a pagare il pedaggio per un servizio autostradale assolutamente inefficiente, di poter beneficiare, nonostante la presenza del Consorzio, delle agevolazioni tariffarie che il Ministero dei Trasporti sembra voler introdurre a favore dei pendolari italiani. Così si esprime D'Uva, che non esclude la possibilità di una risposta negativa, identificabile come ennesima ingiustizia.